abbiamo avuto degli scavi, abbiamo avuto anche una ricerca con videoispezioni, con telecamere, e finalmente, dopo aver lavorato 2 o 3 notti, abbiamo trovato una condotta da 100 spaccata. Abbiamo iniziato i lavori e entro lunedì verranno completati. Potranno tirare allora un bel sospiro di sollievo i proprietari di questo complesso di immobili in via Gioene ad Agrigento. Per loro disagi e danni alle strutture, acqua fin dentro casa. Le immagini si commentano da sole. Anche all'esterno la situazione è abbastanza critica. Qui siamo all'interno dell'area adibita a parcheggio a pagamento. L'acqua che scorre finisce copiosa anche sull'asfalto. A questo punto la domanda nasce spontanea. Chi la paga l'acqua che si perde? L'acqua che la paga la paghiamo tutti, la pago pure io, la paghiamo tutti. Ovviamente l'acqua la pagano tutti. Bollette salate forse anche per l'acqua che si perde nel nulla. Intanto i proprietari dei 4 immobili di via Gioeni, da fine dicembre in allarme, si sono presentati dai carabinieri per sporgere denuncia. Ove ci siano responsabilità dei dirigenti acque, noi siamo organizzati per poter risolvere la problematica. È una cosa che facciamo da sempre. Se effettivamente c'è un disservizio o abbiamo creato un danno, siamo organizzati per poterlo riparare. Ovviamente la rete idrica di Agrigento, che in questo momento non è più una cosa attuale, penso che lo sapete da un po' di tempo, serviva soprattutto per il centro storico. Lì noi perdiamo tantissima acqua che può anche creare questo tipo di problematiche. Ovviamente se non si fa la rete idrica di Agrigento, il centro storico può effettivamente avere dei disservizi. Ci sono altre criticità per quanto riguarda il territorio di Agrigento? Ci sono tante altre criticità che comunque sono tutte monitorate e gli interventi sono in corso. Noi lavoriamo ad Agrigento attualmente con 3-4 squadre, non ci fermiamo, lavoriamo in doppi turni, non ci fermiamo neanche il sabato e la domenica, riceviamo tutti i messaggi in segreteria telefonica e li riscontriamo. Devo dire che non abbiamo grandi disservizi e grandi comunicazioni, c'è un numero considerevole di comunicazioni che noi non riusciamo a rimediare. Cioè noi teniamo la situazione perfettamente sotto controllo. E nel sottosuolo della città dei Templi le perdite sono diventate ormai quasi all'ordine del giorno. Individuati 5 punti critici in via Giovanni XXIII. La Protezione Civile parla comunque di situazione sotto controllo, almeno dal punto di vista di possibili nuove frane sul viale della Vittoria. Nella peggiore delle ipotesi sarebbero ipotizzabili leggeri smottamenti.